Buonasera, benvenuti. Non c'è bisogno che mi presenti, quando tutti quanti che frequentate Facebook, i forum, i blog mi conoscete. Poi sono indipendentista oramai da 17 anni, sono un po' come le rockstar, mi conoscono tutti quanti, sono più altri che conoscono me che io che conosco a tutti quanti. Questo che sto facendo è una registrazione di prova in attesa che si apra la web TV dello Stato libero e indipendente delle due Sicilie, che è stato fatto rinascere l'8 dicembre 2013 a Torre Colimena. Nello stesso giorno è stato rifondato il governo provvisorio che Sua Maestà Francesco II nel 1866 ha sciolto. Un errore che quel re ha fatto, perché io fossi stato al posto di Sua Maestà Francesco II non l'avrei mai sciolto il governo provvisorio, anche se le dinamiche internazionali hanno fatto sì che praticamente il numero di alleati del governo in esilio del Regno delle Due Sicilie diminuiva. Poi c'è stata la cosiddetta terza guerra di indipendenza, la Francia di Napoleone III che è stata rovesciata, gli austriaci che hanno perso parte del loro potere, eccetera. Insomma, poi molti paesi hanno cominciato a riconoscere il Regno d'Italia. Allora Francesco II ha creduto in quel momento di sciogliere il governo in esilio. Io non l'avrei mai sciolto. Noi, in continuità con quello che fece Francesco II, abbiamo riaperto il governo provvisorio, e chiaramente ogni Stato deve avere una TV di Stato. Queste sono prove che stiamo facendo in attesa poi di risolvere tutti i problemi organizzativi e tecnici di software per aprire a tutti gli effetti una web TV, perché dobbiamo avere le armi per contrastare la propaganda dello Stato occupante che tiene le televisioni come la RAI, come la Mediaset, come altre televisioni, tiene giornali che vendono milioni di copie, tiene radio, tiene mezzi che in confronto comunque a questa web TV sono potentissimi. Però se noi non abbiamo nemmeno questo non possiamo contrastare, almeno così abbiamo un minimo strumento per contrastarli. Il quarto giorno pro indipendenza. Il primo giorno pro indipendenza è stato il 9 ottobre 2011 a Largo di Palazzo a Napoli, poi c'è stato un secondo il 6 ottobre 2012 a Piazza San Domenico Maggiore, il terzo lo scorso anno a Via Toledo il 28 settembre 2013 e quest'anno il 20 settembre 2014 di nuovo a Largo di Palazzo. Molti dicono ma questa manifestazione non fa un gran numero di partecipanti. Allora, questa manifestazione innanzitutto è fatta con un nome assolutamente molto potente, che è Giorno pro indipendenza. Non è manifestazione Sud libero, Sud così, mezzogiorno, cioè no, pro indipendenza, anzi addirittura si chiama per l'indipendenza. Poi qualcuno non ha capito bene, allora abbiamo fatto pro, che pro, per sono sinonimi, però pro si capisce più facilmente, perché abbiamo visto che tra borbonici, neoborbonici, meridionalisti, pseudo-briganti, eccetera, io non ho ancora capito se fanno gli scemi o sono veramente scemi o almeno poco intelligenti. Allora, per evitare che qualcuno faccia lo scemo, perché io non credo che nessuno è scemo, ma vogliono fare gli scemi, vogliono far finta di non capire, abbiamo fatto pro indipendenza, ma è la stessa cosa. È una manifestazione per contare gli indipendentisti. Per questo scopo è nato. È nato nel 2011 perché vedevo tutto questo movimento su Facebook. Voglio vedere se organizzo qualcosa, quanta gente alza il sedere dalla sedia, spegne il computer e scende in piazza. Voglio vedere. Era una prova, era un esame, ed è rimasto come tale, come esame per vedere quanta gente è attiva e quanta no, quanti sono i veri indipendentisti. Se una volta all'anno non fai un sacrificio per venire a una manifestazione, per incontrare gli altri indipendentisti, anche per conoscerli di persona,
perché uno pure la curiosità di conoscere una persona dal vivo, di vederla in faccia, di parlargli. Io almeno parlo con delle persone, chatto sul computer, ho la curiosità di conoscerli, e anche questa curiosità c'è. Allora, se uno non ha questo, non sei nessuno. Diceva Ezra Pound, che era di destra, io a volte non sono d'accordo con queste idee così, però diceva: io condivido la filosofia delle idee che diventano fatti. Ora, se uno quello che dice di sostenere poi non lo sostiene nei fatti, è solo un chiacchierone, nella migliore delle ipotesi, se non addirittura un ipocrita. Allora noi abbiamo visto in questi 4 anni che di gente ipocrita, chiacchierone, svogliata, come minimo svogliata, vorremmo dire poco motivata, demotivata, di gente che pensa che queste cose, che lottare per l'indipendenza delle 2 Sicilie, per riavere l'orgoglio napolitano, per riappropriarci della nostra identità, della nostra libertà, pensano che sia un gioco. Ebbene, queste persone qua si vedono quando si organizzano queste cose. E abbiamo visto nel corso degli anni che sono venute sempre poche persone. Quest'anno ne sono venute un po' di più, però non sono venute tutte insieme. Uno è venuto a un'ora, un altro un'altra ora, un'altra ora, molti sono venuti intorno a mezzogiorno, all'1. Certo non si sono presentati alle 9:30, 10, quando era l'orario per fare il corteo, e questo è stato, secondo me, fatto volutamente anche da chi si è presentato, perché non se la sentivano, non avevano la voglia di fare il corteo, o forse volevano proprio boicottare. Sono venuti molti per curiosità, però c'è stato pure chi è venuto, si è presentato alle 10 ed è stata tutta la giornata, però quei pochi che sono venuti addirittura dal Basso Lazio, dall'Abruzzo, per fare il corteo, ma non c'era il numero di persone sufficiente. Poi ufficiosamente la questura ci ha detto che non potevamo fare il corteo perché non avevano i poliziotti sufficienti per assicurare l'ordine, eccetera. Ma scuse, pretesti, in realtà chiaramente avevano paura di questa manifestazione, avevano paura che noi andavamo tra la gente. Però abbiamo raccolto le firme per l'indipendenza e abbiamo raccolto una 50ina di firme, e solo una minima parte erano firme di persone che sono venute, perché molte di quelle firme sono persone qualunque che non sapevano niente, di cui ci abbiamo parlato e li abbiamo convinti a firmare, ma tanti altri ci abbiamo parlato, non hanno voluto firmare, non se la sono sentita. Però almeno abbiamo contattato molte persone, un centinaio di persone le abbiamo contattate, ci abbiamo parlato, ci abbiamo esposti questi problemi, e questo è secondo me il vero attivismo. Questo significa fare attivismo. E voi non sapete come si fa l'attivismo, come si fa la lotta per la propria terra, come si migliorano le condizioni della propria terra. Non lo sapete. Io lo so, perché ho una pietra di paragone. Io, ringraziando il Dio, ho fatto parte delle Guardie Verdi del WWF. Dovrei ringraziare il Dio con la faccia per terra di aver fatto parte di quel gruppo all'inizio degli anni 90. Che lì ho imparato come si fa l'attivismo. Voi sapete fare solo manifestazioni folcloristiche, solo manifestazioni per fare ammuino. Vi faccio un esempio. Negli anni 80, inizio anni 90, ci stava un problema al Bosco di Capodimonte. Il giorno di Pasquetta entravano decine di venditori ambulanti per vendere cibarie. Il problema è che in quel periodo non c'erano neanche cestini, non c'erano neanche i bagni, eccetera. Cosa succedeva? Quando questi vendevano queste cose, le persone venivano a fare il picnic, poi queste consumavano tutta questa roba da mangiare, tutti gli involucri in cui erano confezionate le cose da mangiare, le carte, venivano buttate a terra e si creava uno scempio enorme, dovuto proprio a questo fatto di tutte queste cose vendute. A parte poi era bruttissimo vedere tutti questi venditori ambulanti in fila nei viali davanti al museo, davanti al Palazzo Reale a vendere, cioè sembrava con tutto il rispetto per queste cose arabe, sembrava una casba.
allora era opportuno fermarli, per cui a partire dal 1989 di anno in anno, io ho partecipato dal 91, i primi 2 no, si arrivava la mattina presto, si faceva un cordone umano e con i nostri corpi si impediva, senza usare violenza ma comunque in maniera decisa, ai venditori ambulanti di entrare, e si faceva questo fino a tarda mattinata, finché i venditori ambulanti non rinunciavano. L'abbiamo fatto l'89, il 90, il 91, il 92 e un poco anche il 93, finché questa cosa non è successa più. Il Comune di Napoli ha dovuto vietare ai venditori ambulanti di entrare a Pasquetta. Il problema si è risolto definitivamente e sono passati più di 20 anni. Cosa avreste fatto voi, pseudoattivisti? Voi sareste arrivati là, non la mattina presto alle 5, alle 6 quando arrivavamo noi, ma con comodità verso le 10, quei venditori ambulanti già erano entrati, mettevate con le bandiere, cominciate a cantare chi non salta è ambulante, chi non salta è ambulante, noi non siamo ambulanti, e altre cose tipo da stadio così, mentre gli ambulanti vi guardavano, ridevano, la gente continuava a passare, comprava la roba, alla fine loro avevano venduto, la gente aveva continuato a inquinare, voi avevate fatto un po' di ammuini e eravate tornati a casa credendo di aver fatto chissà che cosa di storico, di grandioso, ma non avevate risolto il problema. Ecco, questo è l'attivismo che fate voi. Voi non sapete che cos'è l'attivismo, non lo sapete. Questa è la verità. Non sapete come si agisce. E facendo così perderete solo tempo, vittoria nessuna. Poi ve la potete cantare come volete voi. Poi dire abbiamo fatto questo, no, voi non combinate un cazzo. Non sapete come si fanno le cose. Io sì, io ho vinto veramente. Le ho vinte le battaglie insieme agli altri ragazzi delle Guardie Verdi. Tenevo poco più di 20 anni e ho vinto le battaglie. C'erano 23 villette abusive nel bosco di Capodimonte, li abbiamo fatti abbattere dopo anni di lotte. Non c'erano i bagni, non c'erano i cestini dei rifiuti, non c'erano le panchine, le abbiamo fatte mettere. Entravano centinaia di auto autorizzate e non nel bosco, abbiamo impedito che queste entrassero. C'erano zone che erano degradate, che c'erano discariche di rifiuti, abbiamo fatto rimuovere i rifiuti. Quando sono state abbattute le 23 villette abusive è stato ripristinato lo stato dei luoghi come era prima del 1946, perché qui sono state dal 46 al 92 e starebbero ancora qui se non era per noi, starebbero ancora nel bosco di Comune. Abbiamo fatto ripristinare lo stato dei luoghi. Oggi nessuno che va in quei posti crede che là c'erano delle costruzioni abusive, perché una parte bellissima del bosco di Capodimonte dove ci sono anche alberi secolari, nessuno lo crederebbe, eppure c'erano, e ho pure filmati che lo provano, che c'erano queste costruzioni. Ecco, io ho vinto delle battaglie, grazie a Dio ho fatto parte di questo gruppo delle Guardie Verdi, perciò so cosa significa il vero attivismo. Voi non lo sapete, voi avete fatto parte di gruppi che fanno le chiacchiere, che fanno le liti, che si appiccicano tra di loro su Facebook, piene di prime donne, di gente vanagloriosa, di gente di pavoni che aprono la coda e si pavoneggiano, tutta gente inutile, non solo inutile alla causa, ma utilissima all'Italia, allo Stato italiano occupante. L'Italia ringrazia. Perciò potete fare tutte le chiacchiere che volete, continuate a perdere tempo su Facebook, ricordatevi che tutti voi che dite che siete indipendentisti e non siete venuti il 20 settembre, siete stati bocciati, come indipendentisti siete bocciati. È inutile che faccio la lista dei nomi, la potrei anche fare. Beh, chiudo questo breve messaggio, è la prima volta che faccio un messaggio in video dove vengo filmato, perché io non credo che sia opportuno comparire in video, non mi piace comparire
con la mia faccia, ho sempre preferito la radio, perché io penso che non è importante la persona, ma è più importante il messaggio, cioè non è importante il messaggero, ma il messaggio. Bisogna guardare il messaggio, non il messaggero. Non dovete guardare me che mi rado i capelli o Peppe 40 che ha la barba, dovete guardare il messaggio, quello è la cosa importante. Noi siamo solamente degli umili strumenti. Invece purtroppo lo stolto guarda il messaggero e non il messaggio. Sapete come dice una canzone di Branduardi: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Che significa proprio questo, che se il saggio ti fa vedere il messaggio, lo stolto guarda il dito, cioè guarda il messaggero. Ecco, voi dovete cercare di guardare la luna, non guardare il dito. Cercate di fare le persone intelligenti, perché volendo potete essere persone intelligenti, potete essere persone utili alle due Sicilie. Quando voi dite tante volte io non sono italiano, sono napolitano, l'Italia non è il mio paese, allora se devi essere italiano nel tuo paese, se sei napolitano e non sei italiano, allora devi sostenere lo Stato delle due Sicilie con lealtà. Se poi non lo sostieni o non lo riconosci, allora sei italiano, puoi dire tutto quello che vuoi, stai dicendo delle falsità. Questo primo breve messaggio, che è un prologo, un'anteprima per quando ci sarà la web TV, è finito. Vi saluto, a presto, arrivederci, viva le due Sicilie libere e indipendenti.